Ciao a tutti, siamo qui allora a farsi auguri per il buon anno, perché tutti possiamo fare, come si suol dire con un vecchio detto, buona fine miglior principio. Sappiamo che comunque è semplicemente un cambio di giorno, i conteggi sono convenzionali, però sono anche significativi, quindi si trae un bilancio. In questi giorni ne sentiamo di tutti i colori. Io ieri vi ho già fatto gli auguri, ieri e l'altro ieri da San Miro, ieri da sotto il monte, e vorrei riprendere proprio così due o tre concetti che mi sono venuti in mente, perché andare da sotto il monte vuol dire appunto andare in un paese che profuma di pace, che richiama la pace, perché appunto il Santo Papa Giovanni XXIII al secolo Angelo Giuseppe Roncalli lì nacque, e considerato sicuramente un grande fautore della pace, tant'è che scrisse l'enciclica Pacem in Terris, di cui peraltro ricorreva quest'anno il 60° anniversario. E sentendo tutte le notizie, i commenti sugli organi di informazione, viene da pensare appunto che tanti invocano la pace e purtroppo poi non tutti la perseguono in maniera efficace o convinta. Il problema è che la maggior parte intende la pace come una mancanza di guerra. In realtà, certo, uno che non fa la guerra vuol dire che è in pace, ma la pace è qualcosa di più profondo, e in quell'enciclica il Papa indicava dei capisaldi per ottenere la pace: la verità, la giustizia, la solidarietà e la libertà, oltre ad elencare inizialmente i diritti e i doveri delle singole persone e dei popoli. E vediamo appunto che manca la pace perché evidentemente non ci sono questi capisaldi, o ne manca qualcuno. E la verità, c'è tutto il problema dell'informazione, di quello che sentiamo e anche della completezza dell'informazione. Nei giorni scorsi ho visto in un telegiornale qualche servizio dove io dico finalmente si parla anche di alcune delle cosiddette guerre dimenticate, dove ci sono tante vittime, o anche di più di quelle dei conflitti che vengono seguiti in questo momento con maggior frequenza. La giustizia evidentemente manca in parecchie parti del mondo, anche in Italia a volte abbiamo difficoltà a praticarla. E la libertà, dov'è la libertà? La libertà c'è in quei paesi, per esempio, che si pongono come mediatori per dei trattati di pace, e al loro interno non sono dei regimi liberi, non hanno libertà per i loro popoli. E poi la solidarietà, che per i cristiani diventa carità, che dovrebbe far sì che proprio in nome della giustizia si aiutino quelli che hanno bisogno. Ho notato abbastanza di frequente che, per esempio, anche quando il Papa dice, se il Papa parla non solo dei poveri, bravo Papa, se parla dell'accoglienza, bravo Papa, se parla dell'ecologia, dell'ambiente, bravissimo Papa. Quando dice che il problema sono gli armamenti e il commercio delle armi, io non mi ricordo di aver mai sentito acclamazioni da parte di politici di qualsiasi schieramento ci sia. E a proposito di politici, mi è venuto in mente che i giorni scorsi c'è stata, dopo la festa, dopo Natale, Santo Stefano, San Giovanni Evangelista, abbiamo avuto la ricorrenza dei santi innocenti martiri, che mi ha fatto tanto pensare ai bambini, e qui anche qua molto spesso nelle notizie i bambini, è chiaro che sono fra le prime vittime perché sono i più indifesi, ma non so chi veramente si cura di loro o quanto stanno a cuore a chi compie delle azioni di guerra.
e i Santi Innocenti Martiri. Poi il giorno dopo si ricordava San Tommaso Becket, arcivescovo, assassinato perché difendeva la libertà della Chiesa nel XII secolo in Inghilterra. E quindi c'è il discorso, diciamo, sia morale sia politico, e sul politico vorrei ricordare che questo è l'ultimo giorno di un anno in cui, fin dall'inizio, io ho ricordato che abbiamo ricordato il 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, alla quale io ritengo dobbiamo dare sempre maggiore attenzione, dobbiamo conservare con cura, perché veramente deve essere il faro per la nostra convivenza civile, io ritengo, con la preoccupazione, almeno per quanto penso io, ci sono state delle votazioni, ci saranno elezioni l'anno prossimo. La preoccupazione che vedo più grossa è quella della partecipazione al voto e della disaffezione al voto. Purtroppo il calo dei votanti è un indice secondo me preoccupante. Con questo, ecco, anche se, diciamo, ho evidenziato come si fa in questi giorni i segnali, magari i segnali critici, i segnali di preoccupazione, però prima ho detto anche che dobbiamo stare attenti ai segnali giusti, insomma a quei valori che dovrebbero guidarci e che ci auguriamo appunto di praticare, ma noi li metteremo in pratica se ce l'abbiamo prima di tutto bene in testa e ci impegniamo ogni giorno a farlo. Per cui questa sera, vabbè, per i credenti, chi va alla messa, si canterà il Te Deum, per cui noi ringraziamo comunque il Signore di quello che ci ha dato in questo giorno e gli chiediamo di esserci vicino anche il prossimo anno. E sempre ricordando vecchi proverbi, aiutati che il ciel t'aiuta, come dire, la provvidenza di Dio certo interviene e noi però dobbiamo anche dare una mano. E quindi dopo il Te Deum, spero per tutti, una serena serata o in famiglia, con gli amici, con chi si vuole, facendo le cose anche qui con la testa, perché anche nel festeggiare è doveroso mantenere delle abitudini, dei comportamenti intelligenti, e da domani appunto ricominciamo un nuovo anno. Che il cielo ci assista e anche Maria, che nel calendario è ricordata domani come Maria Madre di Dio, anche se nel calendario ambrosiano è stata celebrata la domenica prima di Natale, però insomma ci affidiamo sempre anche a lei. E appunto ieri, essendo sotto il monte, anche lì ci sono tanti segni di questa devozione mariana. Anzi, vi fare l'idea che tutti i presepi in mostra, lì faremo un altro video con tutti i presepi, magari se vi piacciono, di quelli lì e anche di altri che il futuro fa. Sono proprio contento che tanti fanno i presepi, ed è un bel segno per festeggiare il Natale e per stare insieme e per augurarsi a mo' buon anno. Ciao a tutti!